Buonasera a tutti, Vizi TV, Tenovera de Oie, di 17 del mese Vreaglio, 2026, martedì grasso, Lucramana, martesi, vabbè, in sardo non ha più mente come giornata. Io caro seccare normale, non so mai stata te esperto e comunque oggi este die de sapata e dossa pentolaccia in italiano, bara il sospizzinedoso in piazza, e pizzinedoso e mannoso, o a fare festa tutto quanto in pari, a saccare la patella che a corfo del ramo e poi a manicare un busone, prelibato, buonissimo, de bene. Bene, incominciamo a fare adesso die, come si presenta, una chiatora, una dia che ne abba, quindi un bello arcobaleno, arco e chelo in funno, in che parte da palanniedas e chi ha che te abbelliti ida, insomma, ecco, questo questa è la situazione. Ecco qua, io così vedete, un po' che due pus, arco e chelo, e da nostra cucussata, dai costare arco e chelo limpio. Bene, dimmi te non era sottoravallo de oie, 9 gradi temperatura massima, sessa minima, meso coccolato, tutto la 10 presenza di nuvole, ma che ne abba, sabba arriva a torra lluvia. E crasa 2 gradi massimo, 7 minimo, coccolato belle che tutto la die, che incarichi gotiu abba a mezzodì de crasa e un altro paio di gottioso a salvatore de ortaidie. Iniziamo che purtroppo toccamento il detolo, toccamento il a 90 anni, anche il morto Don Luciano Pala, de Solde Piuleddu, frate de Maria, ha praticato la funzione sacerdotale in Durgali, Lodino, Orgosolo e Lodè. Salmessa all'interno, sono martesi, oie, ed è che sette, a sal de che mesa, in sacreglia del suo sacro cuore in Nugoro, e a sal vin, a sastrel de ortaidie, in sacreglia del suo miracolo in vizi. Condolenze alle pazienze, a famiglia tutto da parte de Vizi TV. Nato a Biti il 24 maggio 1936, Don Luciano Pala, è stato ordinato sacerdote dal Monsignor Giuseppe Melas il 9 luglio 1961 a Nuoro. Dopo i primi incarichi come viceparroco ad Orgali e Orgosolo, è stato parroco a Lodine, a Lollai non ve l'ha proposto. Dal 1984 è stato parroco di Sant'Antonio di Padova a Lodè per 28 anni, fino al 2012. Attualmente vive a Nuoro, dove aiuta il parroco del Sacro Cuore. Nel 2016 il vescovo Monsignor Mosè Marcia lo ha nominato cappellano della comunità delle Carmelitane Scalze del monastero Mater Salvatoris a Cucullio. Adioso condolenze alla famiglia tutti. Attero toccamento e dolo, este un siniscoleso cogliato a Bistia, siniscoleso in quel morto Mario Boccoli, marito di Triangela Pinna, poi scrive chi è Triangela Pinna, figlia di Triedda de Arrico Pinna, cariatora, cioè che cariasso la spalla, zoccatas e così via. La famiglia Estaia su può sostenere del biondo, babbo De Angelo, Giovanni e Giuseppe. Mario, pastore veniato a Bistia, a Paschere, Terrino del Samuzzere. L'intero è stato in siniscola, a Roseichi de Vreaglio, cioè Erisi, condolenze alle pazienze, a sa famiglia tutto, da parte del Bizzi TV. Lo conosciamo in Bizzi a Gaeca e Niata appunto a Paschere, Sosterrino del Samuzzere. Poi su Binnichi, Rischita, tutto canto, c'è stato questo bello festival del Sospizzino, in scenografia perfetta, grazie al suo gruppo Achimolo che in questa cosa è veramente speciale, complimenti, è una bella riuscita e complimenti a Sospizzinello che ha cantato e complimento al Galo de Proso a su
probano a band chi lo ha preparato, chi lo ha accompagnato o musica, sa musica che hanno cantato. Bene, e questo è pubblicato circa, non lo so, forse 150 fotografie in due vie, bisogna tutto canto spezzinetto, non che ne ha brincato uno, quindi chi è appunto questo interessato appunto questa fotografia. Bene, andiamo da innanzi, sa dire del suo festival, sono stato assappato questo sale di vista e questo a cuffia, bonettetti, insomma, sul salone del Sariston che lo ha perdito, lo aspetta sul gestore del Sariston, cioè a Cristian Farina. I sottili, no, poi vamos, un aneddoto pure che è stato perduto, però noi che non è andato a finire. No, un aneddoto, una orezzina che è stata a perdere sotto le Pigozzi, ma non giuco come Ramassi ne può la mostrare. Cara care di Sicchesu, oie, de che 7, a Sal Battolo de Borterie, ore 16 in italiano, in Piazza di Asproni, già Pattedozza, la pentolaccia, poi piscino e manno ovusone e prodotto, martedì grasso, ecco, martedì, il 17 febbraio alle ore 16, piazza Aspruni. La pentolaccia. Non va per Soricina, boh, magari che scapitate, vabbè, non è importante. L'Unione Sarda, prima pagina, turismo, caro aerei e allarme. Ryanair è sempre più un caso, la compagnia sta snobbando la Sardegna. Cagliari, che brutto scivolone, rossoblu senza voglia, senza idee, il Lecce vince 2-0, una ergonza. Sartiglia, il grande giorno del gremio dei falegnami. 13 arresti, c'è anche un assessore di Selargius. Energia, Cagliari, mozione contro l'assalto. Cagliari, sindaco e consiglieri, ecco tutti i redditi. Andiamo da innanzi, la nuova, il boss pentito, le famiglie seguono i reclusi e si infiltrano. L'ex killer della Camorra racconta come sotterrati ma si creano le alleanze. Cioè, praticamente su 41 bis è vero che sono sotterrati, ma si creano le alleanze tra mafia e la delinquenza locale. Maxi dettata, in manette anche un assessore, Cagliari 13 arresti, le accuse rapina, traffico di droga con concussione e stalking. Cagliari, prevedibile e spento, perde in casa contro il Lecce. Serie A, i giallorossi vincono con merito alla Unipol Domus, una ergonza. Anna Maria Cossiga, La mia vita con Babbo, dalla collezione Col papà alle picconate del suo babbo naturalmente. L'ultimo saluto a Don Luciano Pala, prete tra la gente e per la gente, funerale presieduto dal vescovo stamattina alla chiesa del Sacro Cuore. Ho aperto il cuore a tutti quando sono arrivato, ci siete tutti, lo chiudo perché restiate sempre presenti in esso. Vi ricorderò sempre, grazie e sempre grazie a tutti. A leggerle oggi sembrano le parole di un testamento morale e spirituale, un lascito che Don Luciano Pala dona alle comunità che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di vivere con lui la bellezza della vita. Sono le ultime parole che il sacerdote morto ieri all'ospedale San Francesco pronunciò il 23 settembre 2012 a Lodè. Al momento del congedo dalla sua amata parrocchia, da lui guidata per ben 28 anni, prima di stabilirsi a Nuoro, insieme alla sorella Maria, in un appartamento davanti alla chiesa del Sacro Cuore. Da quel momento si era messo a disposizione della parrocchia di via Piemonte,
fino a quando ha potuto ha dato una mano ai parroci, prima a Don Piero Mula, a seguire a Don Mario Mula. Nel 2016 poi Don Luciano era stato nominato dal vescovo Monsignor Mosè Marcia cappellano della comunità delle Carmelitane Scalte del monastero di Mater Salvatoris a Cucullio. Nato a Bitti il 24 maggio 1936, Don Luciano Pala è morto ieri all'alba nell'ospedale del capoluogo di provincia dove era ricoverato da diversi giorni. Va bene. Andiamo da innanzi. Vecchie case sbriciolate dalla pioggia, strada principale chiusa a Orani dopo il cedimento di un edificio abbandonato. Chiesa in lutto, morto Don Pala, i funerali oggi a Nuoro. Però ho raponato che l'interno non è solo in Nuoro ma pure in Bizia a Sastrese, un vero interno in Bizia, insomma, che poi è interrato in Sastumba, su Camposanto di Bizia. Addio alla corte tributaria, così perdiamo altri pezzi. Chiudono le sedi del capoluogo della Barbagia e di Oristano. La corte tributaria Tanca, che insomma è quindi l'età accorpata, non è così a Sassari o a Nuoro. Cagliari, il freno all'assalto entra in consiglio. Mozione per adottare l'articolo 3 dello statuto nel piano urbanistico comunale. Difesa del paesaggio. L'amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l'attuazione del piano Pratobello 2026. Cagliari rompe gli indugi, la prima città della Sardegna a lavorare per mettere in pratica il piano Pratobello 2026, illustrato venerdì scorso dall'ex parlamentare ed ex governatore Mauro Pili, che ha l'obiettivo di scongiurare in via definitiva l'attacco all'isola da parte delle multinazionali delle rinnovabili. Come? Attraverso l'inserimento direttamente nei piani urbanistici comunali dei riferimenti all'articolo 3, lettera F dello Statuto, principio ispiratore della proposta di iniziativa popolare Pratobello 24, che prevede competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di edilizia urbanistica e dal regolamento europeo sul ripristino della natura in vigore da agosto 2024 e che gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire entro il 1 settembre di quest'anno. La mozione, la città più importante dell'isola, ha fatto un passo avanti decisivo. Ieri è stata presentata e protocollata la mozione che recepisce il piano illustrato di Pili, da Pili in questo caso di Artesè. Primo dei 9 firmatari il consigliere di Sardegna al Centro 2020, Marcello Corrias del gruppo misto. Il testo è uno schema di deliberazione del Consiglio Comunale e per questo può essere fatto proprio da tutti gli altri centri dell'isola. Cosa dovranno decidere i comuni per aiutare la Pratobello 2026? Intanto di riaffermare il valore giuridico e istituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera F dello Statuto speciale quale fondamento del potere di governo del territorio esercitato attraverso la pianificazione urbanistica. In secondo luogo si riconosce il regolamento UE sul ripristino della natura quale quadro normativo direttamente applicabile e rilevante ai fini della pianificazione territoriale comunale. Terzo, di assumere quale indirizzo politico-amministrativo la via di attività istruttorie finalizzata all'adeguamento del PUC attraverso eventuali varianti orientate alla tutela e al ripristino degli ecosistemi, alla prevenzione delle trasformazioni irreversibili del paesaggio, alla salvaguardia della biodiversità e del suolo. Quarto, di richiedere alle regioni l'attivazione di misure di sostegno finanziario e tecnico
finalizzate alla revisione del PUC, in coerenza col nuovo quadro normativo europeo di riferimento. Poi gli studiamo bene questa cosa, intanto ne do informazione. L'Ode da oggi apre l'ambulatorio Ascot per chi non ha medico di famiglia. In Lode pure usano questa condizione nostra. Il servizio sarà assicurato da Valerio Pilas ogni martedì, mercoledì e giovedì. In visti non me ne comunicano orario, quindi non ve ne do. Allora, ladri in azione durante il carnevale, rubato pick-up del comune di Olzai, sempre a Kenne, Vene e Menzel. Lula, chiuso campionato regionale di cani, da seguita su cinghiale, adesione massiccia di seguitisti. Domenica scorsa si è chiusa la fase del campionato regionale cani da seguita su cinghiale con CAC, certificato di attitudine al campionato. La verifica zootecnica organizzata dalla SIPS nuorese si è svolta oltre che a Lura nei territori di Burgos, Bultei, Illorai e Bono, con adesione massiccia di seguitisti e a confrontarsi nelle categorie singolo, coppia e muta. Tutta la supervisione dei giudici esperti Enci Felice Argenio, Roberto Pro, Stefano Federighi e Luigi De Zogur. Tutti i componenti e ausiliari sono stati messi nelle migliori condizioni nonostante le giornate caratterizzate da incessante pioggia e vento. Un ringraziamento a tutti i concorrenti, dice De Zogus, al sindaco di Lura Mario Calia, ai tecnici Domenico Porcu ed Alessandro Paniziuti, a Giuseppe Guiso che è prodigato nel scegliere le zone di sciolta dei cani e per il conviviale successivo. Va bene. Cioè Losana ha pure invitato, giustamente, insomma. In 100 agli screening cardiologici, ASL3 scommette sulla prevenzione, esami specialistici e consulenze private per tutti i cittadini tra i 40 e i 70 anni. Grande successo per l'iniziativa Cardiologie Aperte 2026, promossa da ASL3 di Nuoro. Sono 100 infatti cittadini tra i 40 e i 70 anni valutati con un modello innovativo che supera il concetto tradizionale di screening occasionale per trasformarlo in presa in carico proattiva e alleanza terapeutica strutturata, una conferma della grande utilità dell'evento promosso dall'unità di cardiologia dell'ospedale San Francesco. Bene, ne siamo contenti di questa bella iniziativa che aiutano assente. Giuseppe Ciccolini Bitti, Francesco Colombo Lollai, siamo ai danni della legge che ha dato un contributo a Schinaschini, Sarvida da Suta de Chimbemizza abitante. I dimos di tenere a Ciccolini, già dai sottotitoli, è una misura che funziona, non ha invertito la tendenza, ma ha frenato la denatalità. Su poter concordo in pieno. Il bonus natalità è una misura positiva, ma è arrivata tardi, quando la curva della denatalità era già al minimo storico. Giuseppe Ciccolini è sindaco di Bitti da 18 anni, ora è anche presidente della provincia di Nuoro e ha tutti gli elementi per dare un giudizio sull'intervento della regione. Il bonus serve davvero? La considero un'iniziativa molto positiva. Rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e in alcuni casi è stato anche uno stimolo per rientrare a vivere in paese. Naturalmente nessuno dirà mai sono tornato solo per il bonus, ma è evidente che l'incentivo può aver avuto un peso sulle scelte delle famiglie. Quando si valuta dove vivere si prendono in considerazione tanti fattori,
costi, servizi, qualità della vita. Il bonus entra in questo equilibrio e aiuta. È presto per misurare gli effetti? Sì, la misura è attiva da pochi anni. Nei piccoli centri i numeri sono molto altalenanti. Basta la differenza di poche nascite per cambiare completamente il dato annuale. Ci sono anni con picchi interessanti e altri con cali improvvisi. È difficile individuare un trend stabile. Probabilmente la misura è servita a reggere l'urto più che a invertire la rotta, ma anche questo non è un risultato da sottovalutare. Da solo non basta, no, deve essere accompagnato da una politica per la famiglia adeguata. Per questo, come amministrazione, contiamo di aprire entro l'anno un asilo nido comunale. Le famiglie anticiperanno le spese, ma poi verranno rimborsate quasi interamente. È un investimento nel quale crediamo molto. Senza servizi per l'infanzia è difficile chiedere alle coppie giovani di restare. Il tema dei servizi pesa molto, moltissimo. Le famiglie guardano alla scuola, al tempo pieno, alle mense, alle attività sportive, ma anche alla possibilità di avere spazi culturali e occasionali di socialità. Se un paese soffre condizioni simili a una città, allora offre condizioni simili ad una città, allora diventa un'opzione per chi vuole costruire un progetto di vita. E va bene, il resto voi lo leghete, scarico il giornale, sa un po' lo scomporare. Francesco Colombo, l'online, il vero problema è il lavoro, non basta una ricetta unica sui progetti uniti tra loro, più progetti uniti tra loro. Per combattere lo spopolamento non esiste una formula unica, ma interventi diversi coordinati tra loro. È la linea seguita da Olollai, che negli anni ha affiancato al bonus natalità regionale una serie di progetti sperimentali diventati un modello osservato anche fuori dall'isola, come la vendita delle case ad €1 in cambio della ristrutturazione a spese dell'acquirente e di recente il progetto per attivare il lavoro dei nomadi digitali. E va bene, questi nomadi digitali. L'isola continua a spopolarsi, saldo positivo solo in 11 comuni. A Muros 5 nati in più rispetto ai decessi, segno più anche a Cargeghe, Erula e Alà. La regione stanzia 150 milioni di euro per le località con meno di 5.000 abitanti. Gli aiuti economici alle famiglie sono utili, ma per valutare gli effetti serve continuità. L'analisi del demografo Breschi è un limite che il contributo si fermi ai 5 anni d'età. Allora, 41 bis, la svolta tra PD e Forza Italia, 2 leggi uguali per fermare i boss. Sì, anche di Peru e riformatori resta isolata la posizione di Fratelli d'Italia. Cioè praticamente tutto può cambiare parte di questa legge. Improvvisa accelerazione in Consiglio regionale sul fronte del confronto sul 41 bis, due proposte di legge uguali, una presentata dal PD, l'altra annunciata da Forza Italia. Sostegno alle due iniziative, ora distinte dai riformatori e da Sardegna al 120-20. Appare isolata la posizione di Fratelli d'Italia. Ieri il gruppo del PD, prima firmataria la Presidente della Commissione Cultura Camilla Soro, ha presentato una proposta di legge nazionale che ripropone la proposta di legge depositata al Senato dal Dem Marco Meloni. Si tratta di un unico articolo che prevede l'abolizione della legge Gozzini, poi modificata nel 2009 della frase che indica come
i detenuti 41 bis siano collocati preferibilmente in aree insulari. Dobbiamo superare, vabbè, veramente il primo a proponere è stato Pitalisi, insomma, dobbiamo superare un'impostazione normativa che associa l'insularità ad una condizione di isolamento e marginalità, in contrasto con il principio costituzionale che impone di valorizzare e sostenere i territori isolani. Così Camilla Solo, presentando la sua proposta di legge, sottoscritta dai colleghi del Partito di Rio, Corria, Sfondoni, Piano, Pilurzu, Pischedda, Sau e Solinas. Allora, andiamo da innanzi. È come essere sotterrati vivi, ma è qui che si creano le alleanze. Este è uno che ha fatto il 41 bis, che è il killer della Camorra, e che come è poi pentito, come scontanne. Allora, l'ex killer della Camorra, Gennaro Panzutto, racconta l'esperienza del 41 bis. Le famiglie seguono i propri parenti carcerati e investono in bar e bread and breakfast, cioè quindi se querendo reinvestire, querendo porne a base in un luogo può poi cominciare a lo controllare, insomma. Ecco. Il Cagliari crolla sotto i colpi del Lecce e insomma la cosa non è stannata tanto bene, pure sì, in classifica per me Paco Posamanco resta su Matteo Locco, però lei ha vinto praticamente chi è stata prima adesso Parma e è stata una posizione non de Paco Conto, purtroppo su Cagliari il Gai gioca bene chi sono scampione e anche ti schifo chi sa che sono posi in basso di essa. Le spese per Mattarella poche, sindaco loda l'esibizione musicale degli studenti, il lavoro corale dello staff, di un staff che ha fatto veramente una indegnità incredibile, non ha esposto la bandiera del soldato al Moro, che in corsa italiana e europea, cioè proprio un atto di servilismo non richiesto, non petito, insomma, che comunque ha mortificato il popolo sardo. Aerei, nessun limite ai prezzi per l'estate e rischio rincari. E intanto Ryanair snobba la Sardegna e scommette sulla Calabria. Dopo il taglio delle tasse, cioè praticamente la tassa d'imbarco, ma la tassa di imbarco, sono più o meno 6 euro e mezzo, in Calabria la sono abbassata e quindi Ryanair preferisce tirare base in Calabria, annunciate 65 rotte in tutta l'Europa. Di queste rotte però non ben arrivate in Sardegna. Esultano Parma, Trapani e Cuneo, tra i piccolini, Lamezia Terme e Reggio Calabria, dove la regione ha tagliato le tasse aeroportuali, ma anche Milano e Bologna, per citare gli scali meglio collegati d'Italia. Ryanair investe negli aeroporti nazionali e relega la Sardegna a un ruolo da Cenerentola. Su 30 nuovi collegamenti rispetto ad un pacchetto europeo fatto di 65 voli, solo uno è programmato per l'isola, tra Varsavia, Moldin e 40 km dalla capitale polacca e Alghero. Tra Varsavia e Moldin, che sta a 40 km dalla capitale però, che in Alghero. Oh, yeah, yeah. Allora, aeroporti, crepe in maggioranza, la privatizzazione è da fermare. La settimana prossima il caso tornerà in mano ai giudici. Truzzu, serve più trasparenza. In tribunale l'udienza sulla fusione, ma la regione non ha una posizione chiara. Cioè, praticamente l'espressione adesso diverso il gruppo della regione si sono facendo intendere. F2I è veramente potente come una finanziaria su capitale proprio più potente che quieren comprare su aeroporto di Cagliari pronuncia praticamente.
in pensione col 65% dello stipendio. Il Censis, chi finirà di lavorare nel 2060 perderà oltre un terzo della retribuzione. La retribuzione sulla servità paccare, la pensione, le privilegiate già de como e quindi can arrivatisse a si pensionare non va più nulla in sa cassa. Il board di pace affronta il futuro di Gaza. Board di pace un tubo, è una specie di harem a uso e consumo di un macco che batta in New York, che batta in America. Aderire sarebbe incostituzionale. L'assenza irriterebbe Trump. Merz non ci sarà. Orban, sì, Orban, la figura. Meloni schiera Tajani a Washington. Il Qatar si candida a versare il contributo più alto. Oggi il tavolo per affrontare il futuro di Gaza è il Board of Peace. Non esserci vuol dire non poter aiutare il processo di pace in un momento in cui dopo anni c'è finalmente uno spiraglio. È la linea che spinge Giorgia Meloni a non avere dubbi sulla presenza dell'Italia in veste di paese osservatore alla prima riunione dell'organismo creato da Donald Trump. A rappresentare il governo giovedì a Washington sarà Antonio Taviani. Manca solo l'ufficialità attesa dopo che il vice premier e ministro degli esteri avrà riferito nel pomeriggio al Parlamento. Alla Camera terrà comunicazioni e la risoluzione del centrodestra formalizzerà il mandato politico all'esecutivo a partecipare anche a ogni futura attività che il board svolgerà sulla base del mandato ricevuto con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 2803. In pratica non resessi riscattare da essa terapia. Bene, ma mi pare che non vi hanno manco italiani, le cose sono cambiate, visto che lo tedesco non vi hanno, quindi e non vi mandano manco su ministro e tanno penso che non vi hanno manco su ministro da Italia. UE, l'affondo del ministro, l'attacco di Berlino a Parigi, spende poco sulla difesa. La Francia spende poco per la difesa mentre dovrebbe fare i compiti a casa. Le parole del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul certificano il momento molto delicato nei rapporti tra Berlino e Parigi, perché difficilmente in passato sarebbe arrivata una critica così netta nei confronti di uno stretto alleato importante anche sul piano simbolico di un'Europa trainata dal motore franco-tedesco. E cioè va critica, insomma, cioè il motore franco-tedesco è un pacchetto in crisi. Bene, che in questo terminiamo l'uscita novella di oggi e nos damos appuntamento a quest'ortedì a Sapatedozza, a Pentolaccia, in piazza Asproni, a Saschimbe. Intanto salutiamo Giannina Carai, che ha dato la buona die a Issapulo e a tutti los che sono ascoltarne e a tutti los che l'hanno ascoltare in altri orari. A mezzo vedere, di buon a tutti da Visti TV. Adios.